Allora, siamo in un, chiamiamolo parco giochi, è un piccolo campetto dietro la chiesa qui a Nebbiu e siamo con Michele e con Erika perché vogliamo capire che cosa sta succedendo, perché siamo arrivati e abbiamo visto questi ragazzini che stanno roteando questi piatti cinesi, sentivo che si dice? Sì, è un piatto cinese, abbiamo molti strumenti, questo è uno di quelli più gettonati perché unisce grandi e piccoli, insomma, nella tecnica. E abbiamo cerchi, palline, clave di tutti i tipi, magari dopo vi facciamo vedere anche qualcosa. E Erika invece si occupa di un'arte tutta speciale. Qual è l'arte? Io mi occupo di equilibrismi. Noi qui stiamo organizzando il circo di Nebbiu, quindi siamo tutti i pomeriggi fino al 24. Saremo qui, ci trovate, facciamo giochi, giocoleria, tutti assieme. Appunto io mi occupo di equilibrismi, camminiamo sulla fune insieme e pian pianino impariamo a giocolare con uno strumento, si scelgono a piacimento e questo è il progetto insomma che ci ha portato anche Luca con l'Osteria del Folletto. Ecco, stavo per dire che volevamo provare a giocare anche noi sui... No, perché dicevo subito, non è così semplice qui. No, infatti serve coraggio, tenacia e soprattutto tanta voglia di fare, che secondo noi sono delle qualità molto importanti oggi. Un po' di manualità. No? Un po' di manualità, certo, sì. Quella si acquista, no? Si dice che poi con 10.000 ore di pratica si diventa un esperto. 10.000, sì. Noi ne faremo un bel po' comunque sì. qui, fino al 24 tutti i giorni dalle 3:30 alle 8 sono un bel po' di ore. E allora venite a trovare Michele ed Erika qui a Nebbiu, loro sono qui e voi potete provare a divertirvi, d'accordo? Insieme. Grazie. Grazie. Aspettiamo, ciao. Ciao.